Amici bellini, buongiorno, ci siamo svegliati, cioè mi sono svegliato, ci stanno uscendo a raffica le notizie su Raspadori, le cifre, le possibilità poi come sostituirlo, perché poi se vedi Raspadori la casella si libera e lo sappiamo e si torna a parlare di Musa. Vorrei portarvi sul campetto per capire le possibilità, cominciamo! Ma fai sempre i conti in tasca? No, al contrario, io volevo anche giustificare eventualmente un'operazione che se ti fai un giretto sui social stanno tutti ma con me Raspadori solo 22 milioni, non mi sembra il caso, e cerchiamo di capire bene. Do il benvenuto a Michele Esposito, a tutti i nuovi iscritti, se qualcuno è capitato su questo canale benvenuto. Magari tipo iscriviti se ritieni che questo video possa essere interessante e ti possa dare uno spunto in più, puoi considerare l'idea di iscriverti. Tutti gli altri, lasciare like, grazie mille per il supporto sui video precedenti. E andiamo veloci perché me ne già pure a faticare. Domani c'è l'amichevole, dovete stare tuned perché probabilmente si va di telefonino, tengo cose da fare di lavoro. E quindi questo si fa di necessità virtù sul campetto. Scusate il verde un po' troppo, ma che il campo è verde. Allora ho messo un po' i giocatori in campo, oltre al fatto che l'ho approvato in allenamento. Secondo me questa è la formazione di base iniziale. Non parliamo di 11 titolari, non parliamo di moduli, se no Conte si arrabbia e altri giocatori si intasa. Però un'idea di come vuoi avere i tuoi 11 milioni, cioè la finale di Champions League come la giochi, per capirci, secondo me ci stiamo avvicinando a una situazione del genere. Prima di tutto è arrivato l'Here We Go di Gutierrez, mentre per Kwanlu purtroppo le notizie sono uscite dopo che io ho fatto il video di ieri, i treni spagnoli, pare che insomma ci abbiano fatto, Siviglia ha detto no, mi devi dare di più, i 17 che ti chiedevamo prima non bastano più, perché forti forse delle offerte che hanno dalla Premier chiedono più soldi, e il Napoli a questo punto non si sa se insisterà, perché già dovrebbe aver fatto un rilancio rispetto ai 14 che offriva. Qualcuno dice il Napoli molla, qualcuno dice farà nuove offerte, nuovi rilanci. Aspettiamo, ma capiamo bene, perché Kwanlu è vero che non ti occupa liste, ma ci fa capire quali sono le possibilità che ha il Napoli nel momento in cui vendi Raspadori e come sostituirlo. Perché adesso si torna a parlare di Musa e dobbiamo capire perché, se ha senso. Prima di tutto, prima di tornare al campetto, ne parlavo con un amico su X che aveva raccolto una serie di informazioni tra stipendi, ammortamenti eccetera eccetera. Ci dobbiamo fidare perché spesso questi numeri non è che non sono attendibili, ma sono diversi da sito a sito. Capology ci porta questi numeri qua, e se vedete l'ammortamento di Raspadori siamo intorno ai 2 milioni e 200 e qualcosa, e uno stipendio di fronte a uno stipendio lordo di 4,6. Per capirci, Raspadori di stipendio lordo ti costa di più di Rrahmani. Questa secondo me è una cosa da tenere presente, perché Rrahmani è un titolare inamovibile, Raspadori è una riserva di lusso che gioca e non gioca, che è difficile da inserire nell'11 titolare di questo Napoli che migliora sempre. Quindi già teniamo presente questa cosa. E se è vero che abbiamo ammortizzato fino a 2 milioni e 2, in questo momento se ti fanno un'offerta di 22 milioni, per capirci, ma è un pezzente. 20 milioni è tutta plusvalenza, quindi a noi sembra ovviamente poco, perché vedi Lucca pagato 35, Raspadori venduto a 22, dice non è possibile, e invece nelle logiche societarie potrebbe aver senso. E ci aggiungo un'altra riflessione: il valore di Raspadori potrebbe non salire l'anno prossimo se non è un titolare che poi fa gol a raffica. E è vero, in nazionale avrà più gol di Totti, abbiamo capito, però se non gioca con continuità nella squadra di club il valore di mercato non sale, e quindi potrebbe aver senso, e lo dico con il morte nel cuore perché Raspadori ha fatto anche gol importanti, ti dà una variante tattica, però potrebbe aver senso venderlo adesso a 22. Non sentiamo di tante altre offerte, quindi non possiamo fare la sivigliata e dire no,
mi devi dare 30 perché non hai nessuno che te li offre. Evidentemente il Napoli ci deve pensare. Ti togli un lordo pesante, che è superiore al lordo di Meret, è superiore al lordo di Spinazzola, di Olivera, lo paghi più di Gilmour, leggermente più di Lobotka, molto più di Anguissa. Insomma, vi renderete conto che in panchina è pesante sta roba. Se ci spostiamo, facciamo un po' di ipotesi. Allora, io la sto vedendo così, con Gutierrez che va, ok? Lo faccio partire terzino, non lo voglio immaginare esterno sinistro, se è vero come è vero che il Napoli potrebbe pensare non a un 4-3-3 puro, ma a questo 4-3-2-1, se vogliamo chiamarlo così, o comunque 4-2-3-1, con McTominay che si può allargare, con De Bruyne che va vicino Lukaku, che può partire più basso ma che può andare, e Politano che insomma è esterno destro, che però può anche accentrarsi un pochino, per poter avere tutti i centrocampisti dentro, che secondo me mettere De Bruyne dentro e Anguissa in panchina è una cosa difficile da fare, è difficile da fare per gli equilibri. Poi se Lang ingrana, tu lo metti dentro e allora puoi giostrarti Anguissa con McTominay, con De Bruyne che comunque magari non le farà tutte, si possono alternare. Però al momento si sta delineando nella mia mente la possibilità che le coppie siano diverse e che possa essere Neres-Lang per caratteristiche offensive una coppia a sinistra, la coppia a destra potrebbe diventare, e cerchiamo di capirci bene, se arriva Nusa magari, se arriva Musa è uno che ti può fare il lavoro di Anguissa, ti può fare l'esterno alto a destra con compiti più difensivi e in teoria l'esterno basso a destra con compiti più offensivi, perché se andiamo a vedere l'hitmap di Musa, meglio che ve lo faccio vedere col telefonino perché sta impazzendo il computer, vedete che c'è un bel po' di lavoro sulla fascia destra, è quasi un lavoro alla Politano che fa Musa. Poi ce le ha le caratteristiche per poter fare anche il vice Anguissa, non c'è dubbio. Però mi spiegherei l'operazione. Una cosa che non mi spiego però sono i costi, perché poi se andiamo a leggere che Musa vogliono 30 milioni e là diventa difficile per me, perché stiamo parlando sempre di una prima riserva, di un panchinaro che può ritagliarsi uno spazio. 30 milioni diventa difficile. Capisco però anche la richiesta, se vogliamo, perché il Milan pare abbia venduto Bondo caratteristiche più o meno simili alla Cremonese, quindi perdono quel centrocampista di equilibrio, e allora per togliersi anche Musa, se il Napoli era interessato, si parlava di 22, già sembravano tanti, se siamo arrivati a 30 diventa difficile. Però nell'ipotesi, nella logica delle cose, visto che non si fanno più nomi di esterni sinistri d'attacco da mettere come vice Lang, secondo me questo è un ragionamento che possiamo cominciare a fare, piaccia o no. Ovviamente è chiaro che un'ipotesi di De Bruyne che mano a mano si deve organizzare senza si comincia così con il 4-3-3 solito. Se Lang è pronto comincia Lang, altrimenti Neres già sa il lavoro che deve fare. E poi vedete, io qua ci ho messo semplicemente quelli che entrano nelle rotazioni senza mettere Marianucci, Bergkamp, perché quelli non spostano tatticamente. Quelli che spostano tatticamente sono questi. Ora, se Gutierrez se la può vedere con Olivera, Spinazzola diventa quel jolly che ti puoi giocare o come esterno alto a sinistra, lo ha fatto, a Conte piace qui, oppure anche come il vice di Lorenzo, che in questo momento ci è venuto a mancare. È venuto a mancare nel senso che Quallu adesso è in dubbio e Zanoli continuavano a dirlo vicino al Bologna. Ecco che ti serve l'esterno, il terzino destro di riserva di Di Lorenzo, e Spinazzola potrebbe essere lui il jolly, fare tutti questi ruoli all'occorrenza, e quindi non ci troviamo con il gioco delle coppie classico, ci troviamo con una serie di giocatori duttili che Conte può utilizzare a seconda del loro stato di forma e dalla formazione che vuoi mettere. Se vuoi andare con il 4-3-3 e non vuoi cambiare, allora puoi inserire per esempio esterno sinistro, ci puoi mettere Neres, ci puoi mettere Lang, ci puoi mettere Spinazzola, ci puoi mettere magari un Gutierrez alto, quindi lavorare sui cross invece di quelli che
rientra con il piede opposto per provare il tiro. Ci puoi lavorare con i cross, con Lucca, quindi con Gutierrez più avanti qua. Dall'altra parte a destra Politano, lo stesso Neres. Ci puoi lavorare con un De Bruyne alto a destra, lo fa benissimo. Gilmour può essere utilizzato non solo come vice Lobotka, ma lo abbiamo visto fare anche in mancanza di Anghissà. Dobbiamo ragionare su Anghissà perché si va in Coppa d'Africa, quindi Gilmour diventa questo giocatore qua. Come vedete a centrocampo bisogna ragionare molto per quelle che sono le alternative, perché incredibilmente, pur avendo fatto un mercato molto ricco e molto denso, ci sono ancora dei buchi, si vedono chiaramente. Poi devi anche considerare che non puoi comprare a scatafascio perché ci sono le liste e le liste Champions, quindi non puoi comprare giocatori che ti restano fuori, che non puoi utilizzare, e quindi peccato che i vari Vergara, i vari Colisacco, i vari giocatori che sono del tuo vivaio e che potresti utilizzare non sono all'altezza di una squadra che punta allo scudetto, che vuole fare bene in Champions, altrimenti avresti risolto sotto quel punto di vista. Insomma, visto che lasciate un like, magari se avete trovato questa cosa utile, interessante, magari un po' di approfondimento, perché a volte gli esperti di mercato ci lanciano un nome. Per esempio ieri Pedulla disse occhio a Musa perché si ritorna su Musa, si potrebbe ritornare su Musa, e la mia risposta immediata è: le liste, non puoi pensare di andare su Musa e ti stai pigliando Gutierrez. Dobbiamo togliere Mazzocchi, mettere sembra quasi che sai poco. Allora Gutierrez. Dopodiché abbiamo sempre parlato di: se vendi Raspadori puoi prendere un esterno, se devi prendere Musa devi vendere un altro centrocampista. Invece mi sto spiegando ecco che dovrebbero fare gli esperti di mercato, ma ovviamente loro parlano solo delle trattative, tecnicamente dobbiamo andarci noi dentro. Allora, se è vero che il Napoli sta ritornando a pensare a Musa, me lo spiego così: cioè a livello tattico ti stai togliendo un Raspadori che non era né attaccante esterno né mezzo sottopunta, lo provano mezzala e prendono un altro che la mezzala la può fare e che può fare anche altri ruoli, il che secondo me è fondamentale. Però poi sta a noi decidere se i prezzi sono esagerati in entrata, perché pare che stiamo spendendo un sacco di soldi per giocatori che magari potrebbero valere anche di meno, e invece quando andiamo in uscita il prestito qua, 1 milione di qua, vediamo se il riscatto, vediamo se riesce scatta l'obbligo, 22 per Raspadori sembrano pochissimi, magari ci aggiungi dei bonus che i famosi bonus facilmente raggiungibili, arrivi a 26 scavalli eccetera eccetera. Però vi invito sempre a ragionare sulla plusvalenza, perché al Napoli i soldi non mancano. Vi ripeto l'ultima, fai i conti in tasca alla società, sì, ma in positivo, nel senso che il Napoli non si indebiterà, non andrà mai sottosopra, non è proprio nella filosofia societaria e non avrebbe senso cominciare a fare così adesso. Di conseguenza, se lo fai te lo puoi permettere, poi sta a noi tifosi e ai giornalisti non giudicare in base al cartellino del prezzo, cioè vabbè, ma l'hai pagato tot, ti deve dare per forza tot. Se usciamo da questo schema mentale e giudichiamo semplicemente quello che i giocatori fanno in campo e quello che ti portano, secondo me facciamo un esercizio più giusto di analisi. Poi volete una mia riflessione e un mio dubbio su tutto questo dell'operazione: Raspadori qualche gol te lo portava, non so Musa quanti te ne porta. Ecco, parliamo di giocatori, quello che diceva Conte, cioè giocatori con in dote dei gol nelle gambe. Dobbiamo sperare veramente che De Bruyne faccia la differenza, dobbiamo sperare che Lang abbia un impatto subito e che tutti quelli offensivi non si fermino mai, perché non stiamo aggiungendo gol, ne stiamo togliendo con questa operazione, che però è sempre ipotetica, perché come ieri davano per fatto Guanlu, adesso si è fermato, magari stanno dando per fatto Raspadori e magari si ferma, non lo possiamo sapere. Da New York devo scappare, Valero Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, lasciate dei like perché questi sono i video miei preferiti, dove possiamo andare sul campo e mettere le pedine dove potrebbero poi alla fine giocare, e sono ipotesi che spero di indovinare. Se non le indoviniamo le scopriamo poi quando avvengono e le analizziamo, è la cosa più bella. Da New York, ciao. Sospendi e riprendi,